Io mi chiamo Davide e il mio ruolo qui a Gioie Musicali è quello del docente. Io ho iniziato il mio percorso con la Réjouissance nel 2008, quando avevo l'età dei ragazzi che sto seguendo adesso, e all'epoca ero io uno degli allievi in orchestra e adesso invece mi trovo dall'altra parte, quindi a fare io il docente, a spiegare a loro come gestire le partiture e tutto quello che dovranno suonare. Per me venire ad Asolo è sempre emozionante perché è un paese legato a molti ricordi e quello che posso dire dell'attività che stiamo facendo qua dei ragazzi nello specifico è che, a parte che ho trovato veramente un bel gruppo di ragazzini in gamba quest'anno, come anche gli altri anni in realtà, e quello su cui cerco di puntare io con loro, al di là che suonino bene le parti, è che si crei, diciamo, un ambiente in cui loro riescono a comprendere la modalità corretta di relazionarsi con noi maestri e di relazionarsi tra loro anche. Quindi cercare di creare un ambiente orchestrale che sia valido. Questo è il mio scopo principale. Sono Alberto e prenderò parte al concerto del 14 di luglio cantando 3 canzoni. Una è scritta da me e sono molto emozionato per questo perché è la prima volta che una mia canzone viene eseguita da un'orchestra e altre 2 sono cover intramontabili. E è stato veramente emozionante perché per me, appunto, come dicevo, è la prima volta che un mio brano viene eseguito in orchestra e il lavoro che hanno fatto i ragazzi è stato veramente stupendo perché hanno saputo non solo ovviamente studiare il brano e metterlo assieme, ma hanno saputo creare un tappeto per la mia voce, per il mio messaggio. Ciao, sono Riccardo, sono qui a Gioie Musicali in veste di docente ora del laboratorio di musiche sinfoniche da film. E per me è bellissimo perché è un po' come passare dall'altra parte della barricata. Io ho iniziato a partecipare a questo festival da piccolissimo, io sono violoncellista, la mia prima esperienza qui è stata a 9 anni in un sinfonico suonando il concerto per tromba di Arutunian e lo Schiaccianoci di Tchaikovsky col triangolo nella sezione delle percussioni. E senza ancora leggere la musica, tra l'altro, semplicemente a orecchio e semplicemente tramite un docente illuminato che aveva capito che conoscevo già la parte così. E è una grande emozione essere qui, è una grande emozione lavorare con dei ragazzi giovani e vedere che loro sono quello che eri tu alla fine, fino a pochissimo tempo fa, quindi è veramente bello, interessante e anche arricchente e stimolante e ti fa imparare e senti di imparare tu stesso delle cose, quindi molto bello. Per me comunque è sempre una grande emozione essere qua, c'è sempre una sorta di magia in questo festival, è data anche e soprattutto dalla città che già di per sé è straordinaria. E questo piccolo borgo dove è tutto piccolo, si sta tutti a stretto contatto, si è tutti vicini, ci si scambia proprio energie tra docenti rinomati, tra ragazzi che iniziano a fare i docenti un po' più giovani, tra ragazzi che si iscrivono ai corsi, è veramente un grande scambio di energie ed è bellissimo anche vedere. Parlo della mia esperienza, anche i primi risultati dopo che magari tu sei docente e dici qualcosa e dopo vedi i risultati che arrivano, e questo secondo me è molto importante e soprattutto è uno scambio reciproco perché impariamo anche noi stessi. Io sono Petar Matošević e sono il direttore dell'orchestra del laboratorio di musica da film di quest'anno. Ad Asolo ci troviamo molto bene, devo dire che si lavora molto bene.
Ho dei colleghi validissimi che hanno fatto un ottimo lavoro nel preparare, nelle prove di sezione per preparare i ragazzi alle prove di insieme, e vedo anche i ragazzi di quest'anno molto motivati, molto attenti e con grande voglia di fare. Buongiorno a tutti, il mio nome è Pietro Guglielmi, ho 26 anni e sono qui a Gioie Musicali con una veste doppia perché in primis sono qui come insegnante di pianoforte e preparatore dei pianisti dell'orchestra e sono qui anche come assistente alla direzione. Qui a Gioie è un piacere lavorare anche perché l'insegnamento ormai è diventato parte della mia vita di tutti i giorni, io faccio il professore a scuola e però ogni volta che si lavora con dei ragazzi che hanno voglia di suonare, che hanno voglia di lavorare, è davvero un'esperienza incredibile prima di tutto perché ci si diverte, si lavora bene, si costruisce proprio un clima costruttivo di lavoro reciproco, di tanto dialogo, ma soprattutto è un'esperienza che io vivo come un'occasione ancora di più per imparare cose nuove, perché ogni persona ci insegna qualcosa, prima di tutto anche a noi docenti, e allora è un continuo mutuo scambio di allievi che insegnano a noi insegnanti e insegnanti che insegnano ad allievi, il tutto nella costruzione globale dell'insieme di brani di musica da film, di musica rock italiana, nel caso di questo Gioie Musicali. Per come vedo io questo progetto, secondo me è proprio il massimo di idea della musica, una perfezione che si può costruire solo lavorando insieme e imparando reciprocamente, io come insegnante, gli allievi miei pianisti come pianisti, ma soprattutto gli strumentisti tra di loro, perché il pianista impara come rapportarsi con una sezione archi o con una sezione di fiati o con le percussioni e lo stesso fanno loro. È un imparare proprio a rapportarsi con l'altro, col ruolo che ha l'altro e a fare un grandissimo, enorme gioco di squadra che è la costruzione del brano, il tutto sotto la guida di chi dirige, che ha presente come funziona tutto e sa dove far andare chi e come far cooperare il tutto, dando degli spunti per correggere, dando degli spunti per migliorare, in modo che tutti imparino da tutti e in realtà anche lo stesso direttore impara perché di fatto si trova per la prima volta, come in ogni esperienza orchestrale, un organico comunque composto da persone sempre diverse. Mi chiamo Vanessa e faccio parte della segreteria di produzione di Gioie Musicali. Io conosco Elisabetta perché sono entrata nell'orchestra La Re quando avevo 12 anni e ho continuato a suonare, ma solo da quest'anno sono entrata a far parte dell'organizzazione. Gioie Musicali viene svolto ad Asolo ed è un posto bellissimo perché è in mezzo alla natura, si sentono gli uccellini, tutti gli animaletti la mattina, quindi non ci si sveglia con tutto il rumore e l'unico, diciamo, suono che si ascolta è quello dell'orchestra.